Buonasera, benvenuti a questo nuovo appuntamento con Economai FVG, agricoltura, siccità, il tema al centro di questa puntata. Siamo alla frutta, il titolo che abbiamo pensato, il riferimento è al fatto che proprio in questi giorni inizia la raccolta delle mele, in prospettiva c'è la vendemmia e poi il contesto che abbiamo nostro malgrado imparato a conoscere, quello della siccità, della carenza d'acqua che riguarda sicuramente i campi, l'agricoltura, ma che poi insomma è diventato un problema più generalizzato. Le premesse erano davvero preoccupanti, tanti gli allarmi che sono stati lanciati. Oggi penso si possa dire che è stato salvato il salvabile, ma che è stato fatto anche qualcosa di più, anche in virtù delle lezioni del passato che qualche cambiamento anche in questo settore tradizionale hanno introdotto. Ma ci spiegheranno bene qual è la situazione gli ospiti che abbiamo in studio questa sera. Allora un saluto e un ringraziamento a Cesare Magalini, direttore della Coldiretti del Friuli Venezia Giulia. Buonasera, grazie per essere con noi. Un saluto e un ringraziamento anche a Rosanna Clocchiatti, presidente del Consorzio Bonifica della Pianura Friulana. Buonasera. Buonasera. Partirei proprio da Rosanna Clocchiatti per capire qual è la situazione. Proprio ieri davamo notizia del fatto che il Consorzio di Bonifica Cellina Meduna ha deciso di fatto di anticipare lo stop all'irrigazione di soia e mais nei campi. Doveva succedere nella giornata di Ferragosto, è stata di fatto anticipata a domani, a venerdì. Qual è la situazione per quanto riguarda voi? Diciamo che sul nostro territorio la situazione è molto variegata. Noi abbiamo un sistema molto complesso, è fatto dal fiume Tagliamento, quindi tutta una serie di irrigazioni che arrivano da quel bacino lì, abbiamo delle falde e in questo momento stiamo cercando di gestire quella che è l'acqua rimanente. Noi arriveremo alla chiusura della campagna irrigua sperando che l'acqua riesca in questo momento a tenere. È il 31 di agosto, se ci saranno delle condizioni di grossa difficoltà dovremo andare assolutamente a fare anche noi delle operazioni di questo tipo. In questo momento purtroppo, e lo diciamo, non c'è la possibilità o non si vedono all'orizzonte temporali o perturbazioni che potrebbero sollevare la situazione. Stiamo gestendo, si è fatto veramente di tutto, c'è stato un allarme costante, eravamo già in primavera in allerta per la mancanza d'acqua, ma diciamo che se non in alcune zone particolari tipo Orzano, Remanzacco e Primariacco, dove purtroppo siamo già partiti con una campagna irrigua in difficoltà, il resto siamo riusciti a garantire il minimo per garantire proprio alle aziende una produzione che permettesse se non proprio di fare un grosso reddito, ma di evitare che ci fosse una grossa difficoltà nella produzione. Poi scenderemo un po' più nel dettaglio delle varie situazioni nel territorio e cercheremo di capire anche a condizioni attuali quanto si potrà ancora garantire l'irrigazione. Intanto cerchiamo di capire come vanno le cose sui campi. Dicevo, queste sono le giornate in cui inizia la raccolta della frutta, la prospettiva è quella della vendemmia, già si comincia insomma a parlare di come sarà in termini quantitativi e qualitativi questa vendemmia. E poi il tema mais, facciamo un po' un punto generale della situazione. Come diceva giustamente Rosanna, il presidente del Consorzio, l'allarme l'abbiamo lanciato sin da su, i dati guardandoli ora a ritroso, vediamo tutti i dati da novembre al mese di luglio, che dove c'è conclamata una diminuzione delle precipitazioni di circa il 50-60%, quindi sono dati direi importanti. E rispetto proprio alla carenza di precipitazione, che posso anche aggiungere che anche negli ultimi mesi abbiamo anche avuto anche la concomitanza, io dico, di temperature oltre la media. Non è solo la carenza d'acqua, ma temperature che vanno oltre la media, poi le vediamo noi tutti i giorni. Allora, siamo nella fase in questo momento in cui in primavera abbiamo diciamo, scontato insomma, gli aumenti dei costi in realtà sui concimi antechitogamici, diciamo, carburanti. Non ci hanno fermato perché da buoni agricoltori andiamo avanti, vogliamo produrre, è il nostro mestiere ed ora insomma, siamo confrontati in questi 2 o 3 mesi con una carenza diciamo, di produzione dall'alto che è stata importante. Posso dire che comunque il lavoro fatto dal Consorzio è stato direi egregio, insomma,
sul territorio, l'acqua è stata garantita fino adesso in questo momento in maniera molto capillare. Abbiamo diversità, in alcune aree dove non c'è irrigazione i danni lo dico solo conclamati, dove non c'è irrigazione, per esempio sul mais il danno è conclamato, abbiamo un danno dal 40 al 50% abbondante, anche un punto dell'80, parlo di mais, ma l'abbiamo un po' scontato anche il danno in quelle aree, anche sui cereali, quindi sul frumento, sull'orzo. Ci stiamo adesso proprio aprendo a una vendemmia che ha tutte direi delle buone qualità, forse con un calo di produzione di un 10%, ma la vite è una cultura generosa che resiste quindi alla siccità e direi che l'annata possiamo dire anche buona. Le alte temperature magari specialmente sui frutticoli o qualche difficoltà l'hanno portata magari nella fase di allegagione, adesso nella fase di raccolta. Sta a noi, io dico, ecco, guardare avanti, imparare la lezione del 2003, aggiungere questa qua del 2022 e programmare il futuro insieme. Allora torno da Rosanna Clocchiati per entrare un po' più nel dettaglio della situazione. Allora proprio ieri parlavamo di questa estate pazza che di fatto se la gioca con quella del 2003, vedremo che cosa succederà in questi 20 giorni del mese d'agosto che saranno appunto decisivi. Ci diceva il nostro previsore Antonino Renda, sostanzialmente fino a Ferragosto non sono previste perturbazioni, non sono previste precipitazioni, da vedere quello che accadrà dopo Ferragosto. Troppo presto per fare diciamo delle previsioni vista la situazione. Dovessero le condizioni rimanere quelle di oggi, quelle attuali, per quanto tempo si riuscirà a garantire l'irrigazione? Allora, come dicevo prima, abbiamo un territorio molto variegato, per cui abbiamo tutta l'asta del tagliamento e quindi parliamo di tutta la produzione del Medio Friuli, dove abbiamo grossi cereali ma anche grossi frutteti, abbiamo i più grandi frutteti della provincia di Udine, proprio su quei territori lì. Avremo probabilmente un calo della quantità d'acqua. Ci è arrivata la comunicazione a fine settimana che il bacino dell'Umiei ormai ha pochissimi metri quadri di portata, quindi Sauris, e quindi dovremmo avere per adesso un'autonomia di non più di 10 giorni. Questo vuol dire non arrivare alla fine della campagna irrigua. In questo momento stiamo cercando di razionalizzare l'acqua, sperando che il mais stia arrivando ormai alla fase conclusiva, alcuni insilati sono già stati fatti, alcune raccolte di mais verranno fatte, per cui ci sarà, speriamo, meno consumo di acqua in questo, per garantire l'irrigazione alle culture di secondo raccolto, penso alle soie, ma penso anche a tutti i frutteti e vigneti che devono arrivare a termine della maturazione. Mentre invece preoccupante è in modo rilevante la situazione delle falde. Noi abbiamo, che è la cosa anomala, no? Rispetto al 2003, perché abbiamo tutte le falde molto basse, stiamo lottando, dico io, in tutta la campagna irrigua con dei livelli che sono anche il 30 al 40% rispetto alla media normale di questo periodo. Il grosso rischio, oltre a non riuscire più a pompare l'acqua, è che vadano le pompe, si rompano sostanzialmente, quindi non garantire neanche la possibilità di irrigare in questo modo. Per cui stiamo cercando di gestire il più possibile, come dicevo prima, con la necessità di coordinarci con gli agricoltori sul territorio, ma anche capire dove effettivamente l'acqua in questo momento serve, perché è importantissimo utilizzare la risorsa quando serve, dove serve, e visto che ce n'è molto poca, cercare di utilizzarla per le culture necessarie. Ecco, i 3 consorzi a tal proposito del territorio hanno definito esattamente delle priorità, no? Sì, diciamo che la priorità è, anche qua è molto diversa, perché i 3 consorzi insistono su territori diversi e con storie anche diverse. Parto dal Celina Meduna, dove di fatto ci sono 2 bacini. La chiusura del Meduna è data proprio dalla difficoltà di uno di questi 2 bacini a non avere più acqua, mentre l'altro ne ha ancora un po'. E quindi qua tutta un'opera di raccolte secondarie delle acque potrebbe essere necessario, sghiaiamenti, pulizie. Per quanto riguarda l'Isontina, purtroppo loro dipendono dall'Isonzo e quindi i confinanti, i nostri cugini confinanti, anche lì c'è la necessità di fare, io dico, una forma di raccolta d'acqua, no? Senza entrare nei termini, ma per garantire quando chiudono in Slovenia la possibilità di avere l'acqua per le aziende. Per quello che riguarda invece il Pianura Friulana, il consorzio dove insisto io, ci sono molteplici attività, proprio perché è diverso, no? Quindi la possibilità di fare nelle aree dove non c'è l'irrigazione
dei piccoli bacini di raccolta per le culture specializzate, per la microirrigazione. Lo stiamo già facendo e stiamo andando avanti sulla progettazione. Continuare con le riconversioni. Parlavamo prima, nel 2003 siamo rimasti senza acqua. Quest'anno siamo riusciti a garantire a tutti l'acqua perché in questi anni si è lavorato per riconvertire, quindi utilizzare sempre meno acqua. E poi lavorare anche sulla Bassa Friulana, dove di fatto fino a pochi anni fa non si irrigava, cercando di utilizzare sia impianti ma anche i canali di scolo, che sono quelli che poi portano l'acqua al mare, per garantire una strutturazione alle imprese professionali e garantire l'acqua anche in questi tipi di periodi. Torno da Magalini, dicevo prima, si è salvato il salvabile, ma forse si è riusciti a fare anche qualcosa di più quest'anno, dicevamo date appunto le premesse. Direi di sì, perché sì, tutti ricordiamo le premesse, i dati che avevamo in mano nei primi mesi, insomma il danno era molto più ampio. Su questa partita, ecco, siamo in cattiva compagnia, nel senso che guardandoci attorno, io dico anche dell'Europa, Spagna, Portogallo, Francia, sud dell'Inghilterra, stiamo un po' vivendo nella fase in cui 5-6 stati una grande carenza d'acqua, che poi carenza d'acqua vuol dire anche minore produzione, più danni ed anche rischio di incendi che poi vediamo anche nel nostro territorio. È una cosa insomma, che speriamo sia ciclica, però non dobbiamo sperare, dobbiamo attrezzarci affinché, anche perché le aziende agricole, prima dicevano, producono cibo, quindi è corretto anche mettere in sicurezza di questa partita dove il territorio, e specialmente la nostra regione, dove i numeri, parliamo di una SAU di 220.000 ettari, sono importanti, infatti di seminativi, frutteti, viticola, culture specializzate che veramente hanno dei numeri importanti. Ecco. Va gestita e qua direi che nell'ultimo periodo anche sollecitando la regione, sollecitando, parlo di Coldiretti nazionale Ambi, abbiamo fatto, dei progetti messi in essere, dei progetti che guardano un attimo nel futuro del nostro territorio, ma anche con opere che si devono fare, ma devono essere cantierabili. Ecco, basta chiacchiere, dobbiamo buttare giù le cose e farle. Una pausa per la pubblicità, a tra pochissimo. Agricoltura, siccità al centro di questa puntata di Economai. Riparto dal direttore regionale di Coldiretti. Ci diceva prima i problemi principali, stavamo parlando del mais, si sono registrati laddove non c'è irrigazione. Ma di che percentuale del territorio stiamo parlando? Ormai giustamente è una fotografia in progress, abbiamo anche di fronte ancora un mesetto abbondante perché purtroppo i danni possono, anzi si acuiranno, ma parliamo di danni che vanno dal 30, 40, 60% in alcune colture, anche il mais. Gli stessi cereali nei mesi di maggio, di giugno hanno fatto una produzione che è inferiore al 20-30%. E poi la soglia in primo raccolto, se da una prima analisi, dicevo prima, c'è una concomitanza di danno, magari scarsa precipitazione ma anche alte temperature, perché quando le piante allegano le alte temperature vanno a porto in aborto floreale, quindi avremo, delle sorprese in fatto anche di produzione, proprio per carenza d'acqua ma anche per alte temperature che sono conclamate ormai nell'ultimo periodo. Allora, si diceva dell'estate del 2003, quando di fatto ci si è resi conto di un cambiamento climatico, insomma, che ci avrebbe accompagnato, ecco, non solo in quell'estate, ma da lì in poi. E c'è stata chiaramente la necessità di fare dei ragionamenti sulla riorganizzazione di un intero settore, immaginando che, insomma, quella del 2004 non sarebbe stata uguale, ma immaginando un possibile trend, diciamo, in quella direzione. Sono passati quasi 20 anni, ecco, che cosa si è fatto concretamente, quali sono le innovazioni che sono state introdotte o anche le diverse strategie? Beh, diciamo che noi abbiamo visto anche in questi giorni gli ultimi dati, consideriamo che negli ultimi 20 anni situazioni di questo tipo, magari non tragiche come quella di quest'anno, ma situazioni di grossa siccità ci sono state. Ormai è da anni che stiamo combattendo con il problema dell'acqua, ad esempio sul tagliamento, no? Una cosa che fino a 20 anni fa nessuno immaginava. Ho detto prima che sulla Bassa Friulana, dove il problema è avere l'acqua anche d'estate, perché ce n'è troppa e devi toglierla, quest'anno invece ci troviamo in una condizione e negli ultimi anni in
in cui c'è la richiesta d'acqua in questo. Partendo dal 2003 si era messo in campo un piano con all'epoca la Giunta Illy per le riconversioni. Queste riconversioni, soprattutto sulla zona relativa all'irrigazione del tagliamento, ha permesso quest'anno di garantire un grosso apporto alle imprese che poi su quel territorio lì fanno produzione. C'è molto da fare, le aziende stesse hanno iniziato a fare un altro tipo di irrigazione, non c'è più l'utilizzo di molta acqua, ma le irrigazioni sono irrigazioni mirate. Se pensiamo a tutti i frutteti fanno irrigazione a goccia, che vuol dire, oltre alla meno evapotranspirazione, perché l'acqua arriva dove serve, quando serve, permette anche di utilizzare meno energia e dall'altra parte di utilizzare anche meno acqua. E questo è stato strategico. Fondamentale, perché ha permesso in quest'anno così drammatico di garantire un po' di acqua a tutti e di garantire, ripeto, se non proprio il raccolto al 100%, ma l'80% che venisse salvato. Adesso facciamo un passo più avanti. In questi anni si è lavorato insieme alle organizzazioni di categoria, la Coldiretti ha messo in piedi tutta una serie di anche operatività, no, per arrivare a questo. Si è arrivati a ragionare ad esempio nella raccolta dell'acqua piovana. Fino a un po' di anni fa parlare di raccolta di acqua piovana per le culture in campo lo faceva uno a casa se magari aveva un certo senso ecologico, ma non lo faceva per irrigare i campi. Questo sta avvenendo soprattutto nelle zone di cui parlava prima il direttore della Coldiretti, dove l'acqua non c'è. Ecco, non servirà sicuramente per fare l'irrigazione su grossissime estensioni e con l'utilizzo di molta acqua, però servirà per garantire in alcuni territori la produzione necessaria per le culture specializzate, parliamo di frutticoltura, orticoltura, viticoltura, ma anche, perché no, per degli allevamenti dove avere la produzione o di insilati o di cereali di qualità diventa strategica. Penso a tutti gli allevamenti del San Daniele, penso a tutte le produzioni del latte delle nostre piccole latterie e quindi garantire un minimo in questi territori diventerà strategico, oltre ai grandi progetti che poi questi sul livello nazionale possono essere sicuramente rilevanti. Piccola cosetta, ma secondo me molto importante, anche attraverso i fondi che arriveranno dalla Regione, si lavorerà a questi invasi, ma anche sulla pianificazione, ad esempio nelle zone di pregio del vino, dei colli orientali, per realizzare questi piccoli bacini per l'utilizzo sulla vite, che fino a pochi anni fa in questi territori non aveva la necessità di acqua. Ecco, arrivano fondi dalla Regione, arrivano fondi anche nazionali, diciamo il quadro c'è, bisogna, come diceva anche prima il direttore, poi mettere in campo letteralmente questi progetti, perché altrimenti restano sulla carta e sono di poco aiuto. Abbiamo sentito parlare anche dei droni, se ne è parlato tanto, cioè anche quella è una strada. Beh, stiamo lavorando qui con il mondo delle organizzazioni, con l'ERSA ad esempio, i consorzi di bonifica, proprio per cercare di avere un utilizzo dell'acqua sempre più efficiente e sempre più controllato. I droni, oltre a tanti altri utilizzi, hanno anche l'utilizzo per arrivare a capire, tramite dei calcoli particolari, dove effettivamente serve l'acqua, perché molte volte c'è la percezione che magari la pianta ha bisogno, ma magari non ha bisogno, e quindi stiamo arrivando ad un'agricoltura, soprattutto sulle specializzate, molto particolare. Ecco, quindi la progettazione c'è, i consorzi ce l'hanno, il mondo agricolo ce l'ha molto chiara in testa e quindi di fatto sarà importante avere la facilità anche di utilizzare questi fondi, perché molte volte ci sono le idee, ci sono i fondi, ma poi ci sono dei blocchi e dei limiti che rendono tutto molto difficile. Insomma, la burocrazia non deve metterci lo zampino, qui non ci sono tempi, non ci sono alternative, bisogna sbrigarsi. Direi di sì, possiamo colgo anche l'occasione, anche per dico un ringraziamento alla Regione, alla Presidente Federica, all'assessore Zanni, anche a Budai, perché ha fatto veramente un passo importante in fatto del bilancio dell'assestamento, mettendo delle cifre importanti proprio per aiutare a progettare in un percorso pluriennale. Quindi c'è un progetto nazionale che è importante, come ha presentato noi al Primo Ministro come Coldiretti Draghi, piano invasi, e poi è accaduto e c'è tutta l'operatività che spetta alla Regione. Credo che ci riusciamo tutti insieme, no? Ad essere compatti, potremmo riuscire proprio in pochi anni a mettere a terra quello che serve per questa regione, per il comparto agricolo e non solo per il comparto agricolo. Attenzione, siamo una realtà agricoltura che è un grande volano per tutto l'agroalimentare friulano ma anche nazionale. Che sappiamo insomma che peso hanno in questa
in questa regione. Si diceva alte temperature, scarsità d'acqua. Quello che è successo quest'anno, non solo quest'anno naturalmente, è che abbiamo tanto atteso la pioggia, l'abbiamo invocata, poi quando il maltempo è arrivato è stata una beffa, portando più danni poi che benefici. Qualcuno diceva: nei nostri terreni non abbiamo visto acqua ma tanta grandine, sono andati distrutti i vigneti. Insomma, anche semplicemente questo vento forte alla velocità della Bora, che ha raggiunto di fatto anche altre parti del territorio, ha messo tanti in difficoltà. Insomma, chi lavora la terra insomma, è legato, no, a stretto giro a quelli che sono questi fenomeni. La nostra attività, è vero, dice bene, è un'attività a cielo aperto, che possiamo sì magari delle colture frutticole mettere delle coperture di difesa, diciamo, attiva con reti antigrandine, ma proprio per gli altri seminativi vite siamo un'attività che è aperta, e purtroppo c'è anche la beffa dopo un periodo anche, diciamo, di siccità. Speriamo che questo non avvenga, però negli ultimi anni, questo per dire che i mutamenti climatici hanno fatto sì che magari le temperature si alzano, ma anche un continuo ritorno di fenomeni estremi. Se analizziamo su piani è vero che c'è una tendenza proprio alla tropicalizzazione del clima, e anche in questa regione diciamo, le grandinate, guardando la frequenza, sono aumentate e sono allargate anche sul territorio in questo momento, ecco. Insomma, poi succede un po' quello che vediamo anche nei giardini di casa: terreno estremamente secco, arriva questa quantità importantissima d'acqua che il terreno non è in grado di assorbire, vediamo insomma quello che succede, quindi ne abbiamo un po' la misura. Secondo lei la strada imboccata, tornando a quanto si diceva, tutte le innovazioni insomma, da introdurre grazie a questi fondi, la strada imboccata è quella giusta? Si tratta a questo punto rimboccarsi le maniche e procedere operativamente in quella direzione? Diciamo che è un obiettivo che ci siamo posti, lo monitoreremo anche costantemente in un cronoprogramma. Non abbiamo più tempo di aspettare, magari non si ripeterà, ma se si ripete dobbiamo essere, lo dico, anche pronti. Ci sono tutte, diciamo, diciamo, in una fase in cui c'è molta attenzione, va messa, dico, anche competenza. È un ragionamento da essere fatto in maniera sinergica tra, io dico, organizzazioni, Coldiretti, consorzi di bonifica e politica. Credo che potremo cogliere l'opportunità, uno del PNR, ma anche altri fondi nazionali che sono a disposizione veramente per progettare opere che servono per, lo ripeto, ecco, per mettere in sicurezza la produzione di cibo di Made in Italy. L'agricoltura, ecco, è un settore primario, ma è un grande volano che ci permette, e l'abbiamo dimostrato anche, diciamo, durante la fase della pandemia, in maniera resiliente abbiamo continuato come settore anche a riprodurre e portare cibo. Poi insomma quello che succede sui campi viene guardato con attenzione anche da parte dei consumatori, che poi dopo temono, no, quelle che sono le ripercussioni sulle loro tasche di quanto succede. Ne parliamo dopo la pubblicità, tra poco. E allora si diceva delle preoccupazioni dei consumatori, quello che succede sul campo in un modo o nell'altro poi si ripercuote in chi va a fare la spesa. Allora già sono tempi difficilissimi di rincari su ogni fronte, ci sono dobbiamo attenderci insomma ulteriori ripercussioni, considerato quello che sta accadendo sulla tavola. Allora, come produzione, come produttori abbiamo già dalla primavera avuto un aumento di costi, direi anche molto importante, addirittura prima della guerra, perché parliamo di novembre, di dicembre, sui concimi e su altri elementi che sono per far partire l'azienda. Sì, ci potrebbe essere ripercussione, però io dico questa è anche l'occasione in questa regione, ma anche, lo continuiamo a ripetere, a livello italiano come Coldiretti, di essere un patto di filiera. Da soli non si va da nessuna parte. Io credo che passi l'occasione per il Made in Italy per mettere in fila veramente la produzione, la trasformazione, giusto? E la parte commerciale. Ecco, io dico con i giusti guadagni. Noi abbiamo diciamo, insistito a livello nazionale, ci abbiamo messo un anno per portarla, abbondante per portarla a casa, ma una legge che vada giustamente a salvaguardare i prezzi della produzione, almeno partendo dai costi di produzione. No, non è corretto quando insomma, un prodotto ha un costo di produzione e tu sei sotto del 40%, no.
Credo che questa partita è un grande salto di qualità, ma non si fa da soli. Non si fa da soli, si fa dialogando con gli altri, con la distribuzione, con la parte commerciale. Credo che tutti insieme abbiamo una grande opportunità, noi lo diciamo da tanti anni, il Made in Italy, l'Italia Sound ci viene copiato nel mondo, tanto è falso, io credo che insieme potremo veramente progettando, partendo sempre dall'acqua, attenzione, perché se manca l'acqua salta tutto, ma io dico, la parte, i mezzi tecnici, l'agricoltura ha fatto passi da gigante in fatto di sostenibilità, abbiamo tantissime aziende che stanno investendo nella 4.0, quindi adeguandosi ai tempi e con prodotti di grande diciamo, salubrità e sostenibilità. È l'occasione anche, dico, per riproporre delle filiere che partono dal territorio ai consumatori, questo che sia una grande occasione di sviluppo, non solo nostra, ma si vince e diciamo, dialogando insieme. E visto che si parlava di alimentazione, abbiamo visto quest'anno, perlomeno ce ne siamo accorti come esterni, della difficoltà anche del foraggio, degli alimenti per quanto riguarda gli animali, perché quest'anno è successo sicuramente in maniera rilevante, si è verificato anche questo tipo di problema, quindi immaginiamo tutto quello che ciò ha significato per la zootecnia. Infatti la zootecnia è un settore trainante anche di questa regione, penso alla parte diciamo, bovini da latte, bovini da carne, ma anche la parte suinicola con numeri importanti di allevamenti e con produzione anche di OP. Le culture, tantissime unità foraggere vengono prodotte ma reimpiegate in azienda, quindi parliamo dal mais, dai cereali, ma anche la medica, diciamo, Posso dire che la medica in quest'anno ha avuto danno dove non arrivava l'acqua, oppure si è insistito, ma anche lì del 40-50%. E quando la medica, un'azienda ha un danno a indirizzo zootecnico sulla medica così, ne risente subito. Parliamo di un settore anche lattiero-caseario che sta soffrendo, ecco il latte è un po' aumentato in un nuovo periodo, ma veniamo da un periodo di grande sofferenza. E direi che questa regione ha delle DOP sul formaggio che vanno diciamo, sostenute e rilanciate, si parte sempre da lì. Torno da Rossana Clocchiatti, ormai insomma, siamo abituati agli imprevisti, siamo abituati di fatto anche alle emergenze. Anche quest'anno a un certo punto si è cominciato a dire attenzione, la siccità, si è lanciato il primo allarme. Di fatto tutte le ultime estate sono state così. Ma quando è che avete avuto chiaramente la sensazione che sarebbe stata davvero una dura estate? Allora, diciamo che ormai è cronico, no? Il problema della siccità e quindi in alcuni territori, come dire, già lo mettiamo in dubbio o comunque in una situazione in cui questo può accadere. Quest'anno diciamo che ci siamo accorti subito in inverno che non pioveva. Quando la pioggia più grossa, diciamo così, l'abbiamo avuta il 6 di gennaio, qualche perplessità e qualche dubbio poi c'è venuto. Normalmente, come sta succedendo negli anni, abbiamo magari 1 o 2 mesi in cui sostanzialmente non piove, normalmente aprile e maggio è un mese in cui c'è recupero, quindi recuperiamo sulle falde, recuperiamo su tante altre cose. Quest'anno non aveva neanche nevicato, se pensiamo che le nostre montagne non hanno avuto neve, lì il punto di domanda insomma ce l'avevamo. Certo ecco, quando ci siamo trovati a maggio dove piogge non sono arrivate e le falde erano talmente basse, non avendo neve in montagna e i bacini di riferimento vuoti o comunque con poca acqua, partivamo già in una situazione di grossa crisi. Questo però, come ho detto prima, non ci ha scoraggiato perché come dire, c'è un problema, si affronta e si cerca di strutturare la situazione in modo di garantire poi il risultato. Come in questo caso amministratori, ma anche come struttura del consorzio, abbiamo messo subito in campo quello che si poteva mettere, cercando, come dire, già di sensibilizzare sia il mondo agricolo, che comunque con noi ha camminato in questi mesi, in questa situazione, ma anche poi il territorio stesso. E quindi abbiamo visto, io lo dico sempre, i nostri operatori sul territorio che per garantire l'acqua travasavano l'acqua da un canale all'altro per garantire un tipo di irrigazione. Questo sta in un sistema, come diceva bene il direttore, in cui si parte dall'acqua per arrivare al prodotto di qualità finito e fa parte di un sistema che si parla e che cerca di gestire le criticità insieme.
Qui la Regione è venuta incontro, parlavamo prima di finanziamenti, perché la sensibilità anche della politica in questo caso è stata molto alta e la consapevolezza è arrivata sì coi fondi, ma anche con una vicinanza, possiamo dire, un accompagnamento che in questi mesi poi abbiamo fatto con loro. Io ricorderò sempre in maggio una riunione fatta in Regione, convocata dall'assessore, col mondo agricolo e il mondo dei consorzi, per fare il punto su una situazione che già partiva con una forte criticità. Questo ci ha permesso di arrivare ad oggi e di aver gestito una criticità così importante. Ci tengo a dire che in 20 anni questa forse è la peggiore, perché è stata, come diceva il direttore, un insieme di situazioni veramente critiche. Toste da gestire. Si faceva prima il caso dell'Isonzo, questo per dire che siamo all'interno di un sistema, bisogna fare sicuramente un ragionamento più ampio. Il problema riguarda appunto Slovenia, la provincia di Gorizia, chi preleva prima dall'Isonzo sostanzialmente, come poi gestire i rapporti e gestire le situazioni di criticità. C'è da immaginare che qualcosa di diverso, però insomma di simile accada anche al confine tra Friuli e Veneto, perché insomma anche lì ogni tanto no, c'è qualche motivo di discussione. Questo è un problema di tutti, per dire, c'è la necessità di gestire degli equilibri che sono ovviamente delicati. Sì, questo sicuramente. Va detto anche che almeno sul nostro sistema Friuli la collaborazione è molto buona, per cui anche su delle criticità, diciamo che ci avvisiamo quando ci sono delle criticità e anche se vogliamo delle soluzioni, perché tante volte se il collega ha una soluzione potrebbe diventare strutturale anche per noi. L'Isontina ad esempio è già da un po' di anni che sta lavorando sui piccoli bacini della zona dei colli, per cui questo, come dire, diventa, se vogliamo, anche un esempio che poi possiamo tranquillamente replicare su altri territori. Le situazioni, come dicevo prima, sono diverse, i confini forse all'interno dell'Italia sono un po' più facili da gestire tra regioni, anche perché i colleghi dei consorzi del Veneto, che soprattutto parlano col Cellina Meduna, più o meno hanno le stesse criticità, per cui riescono anche a dialogare, seppur no, il confine ogni tanto diventa un motivo per trovare qualche attrito. Sulla Slovenia, almeno il collega dell'Isontina ce lo dice sempre, c'è un ottimo rapporto, però, come dire, l'acqua che scende prima di tutto viene gestita dalla Slovenia. Quindi anche loro purtroppo devono fare i conti con questa situazione e gli investimenti che poi loro vogliono adottare servono proprio ad ovviare e a trovarci dall'oggi al domani magari senza acqua, quando magari invece devono garantire alle imprese un certo tipo di lavoro. Allora, torno da Magalini, dicevamo in questi giorni comincia la raccolta delle mele, abbiamo sentito che c'è qualche problema sulla colorazione che potrebbe influire sull'export, come sta andando, qual è la situazione? Ma diciamo proprio parte dalla raccolta delle mele, diciamo le prime varietà precoci, ma le alte temperature e le scottature possono creare diciamo qualche problema, tutto sommato però dico anche la qualità della frutta. Ormai chi ha fatto un frutteto oggi anche nella nostra regione è un frutteto con irrigazione diciamo a microgoccia, anche perché vediamo, dico dall'esperienza, se vi ricordate ai primi di aprile io ero appena arrivato, l'anno scorso c'è stata una gelata e magari loro ci sono difesi, non tutti, parte con irrigazione diciamo sovrachioma per lenire i danni, quindi sono culture specializzate che hanno una loro insomma, progettualità. Io direi che è nata anche lì, però avremo comunque, io dico, sta partita conteremo dei danni per quanto riguarda sia sulle mele sia sulle pere ed anche sulla parte del kiwi. Ecco, stiamo stimando, dicevo prima, è un danno in progress che toccherà un po' tutte le culture. È una cosa che è sotto lente diciamo, da un mesetto, aspettiamo i dati sicuramente delle trebbiature per quanto riguarda il mais che sono, ed è stato anticipato, e poi vedremo i dati anche diciamo, a posteriori delle raccolte. Ci sarà sicuramente un calo di produzione, forse nella fase della qualità direi di no, ma nella produzione sì. Ci sarà un anticipo anche nella vendemmia? Ma tutti gli anni insomma, si parla sempre di anticipo della vendemmia, dopo in realtà la vendemmia mi pare che controllando le date si stanno riallineando tutte, quindi insomma, siamo direi, nel normale ciclo di inizio vendemmiale dei bianchi, diciamo con
a base spumante che sono i primi. Ed anche qua possiamo dire che la vite per fortuna è una cultura che è un'eccellenza in fatto di resistenza alla carenza d'acqua. Ecco, abbiamo avuto dei problemi, ci sono dei problemi magari in quegli impianti con barbatelle giovani dove non c'è irrigazione, lì ci saranno delle fallanze, quindi dovremo comunque ripiantumarle e sistemarle. Ma infatti io dico di qualità di produzione, sì, si stima un 10% di calo, ma mi pare che tutto sommato, a meno che il tempo non ti dia la beffa, ma non lo diciamo, ecco, non andiamo a tirarci. Per scaramanzia, attendiamo, ma sarà più anno... Sarà una buona annata. Ecco, sarà più anno di bianchi o di rossi? Ma io dico, sai, siamo in una regione che va sia rossi sia bianchi, e da buon direttore che è un buon anno per tutte e due. Ecco, perfetto, così usciamo anche da questa impasse. Una pausa per la pubblicità, poi ancora qualche minuto assieme a Economai FVG. E allora abbiamo ancora qualche minuto da trascorrere insieme e partiamo adesso da quelli che sono i dati relativi al 7° censimento agrario che è stato elaborato dall'Istat. Il nostro Hubert Londra è andato a spulciare un po' i dati, vediamo qual è il quadro che emerge per quanto riguarda il Friuli Venezia Giulia. Nel giro di 10 anni il Friuli Venezia Giulia ha perso un'azienda agricola su 4, ma è cresciuta la superficie utilizzata. È quanto risulta dai dati definitivi del 7° censimento agrario elaborato dall'Istat. Stando alle cifre, se nel 2010 in regione c'erano 22.316 aziende, al 1° gennaio 2020 il numero è sceso a quota 16.400, il 26,5% in meno. Salgono però gli ettari utilizzati, che sono passati da 218.000 a 225.000, più 3%. Il comparto agricolo dà lavoro a 53.000 persone in regione, 23.000 delle quali sono i capi azienda o i loro familiari. Preoccupante l'età di chi è alla guida delle aziende. I 2/3 dei capi infatti hanno più di 60 anni. Per quanto riguarda l'utilizzo del territorio, i seminativi sono al primo posto con 158.130 ettari, seguiti dalle coltivazioni legnose agrarie e dai pascoli. Stando ai seminativi, da noi si coltivano soprattutto mais, 47.580 ettari, piante industriali, ovvero non utilizzate per l'alimentazione umana o animale, e foraggio. Nel settore delle coltivazioni legnose la regina è la vite, con 26.349 ettari coltivati, nella stragrande maggioranza per la produzione di vini DOP AGP. Si tratta del 63% del totale. A grande distanza, con 1.248 ettari, troviamo il melo e con 543 ettari l'actinidia, vale a dire la pianta che dà i kiwi. Questo è il quadro che emerge. Le chiedo subito un commento sulla situazione, sull'evoluzione poi della... Allora, direi che quando si parte dai dati, sia la fotografia, dico, abbiamo anche noi partecipato al censimento, in quanto sono i nostri uffici, abbiamo della convenzione e abbiamo proprio fatto di grandissimi numeri. È vero, emerge, avete messo bene in evidenza, c'è un calo delle aziende, però c'è un aumento della superficie, è proprio la specializzazione. Qualche azienda tende a chiudere, ma in realtà la saula o superficie agricola utilizzata è o affittata o acquistata da altre aziende. La tendenza è questa, le aziende sempre più si amplieranno in superficie, anche perché la specializzazione ti porta ad avere comunque, hai una base di attrezzatura e c'è un aumento della superficie. E all'interno, se lo spacchettiamo anche per esperienza, vedi proprio che nelle stesse aziende sono multiattività. Non è come 20 anni fa l'attività agricola a se stessa, ma in realtà sono tutte attività collaterali attaccate anche a multifunzionalità che permettono alle aziende di essere sul mercato. Sull'età, è vero, c'è un'età alta, però non abbiamo preso in considerazione nel censimento anche all'interno quanti sono le unità attive e che attività hanno. Quindi è vero, come altri settori c'è tendenza a mollare tardi l'azienda, ma abbiamo al nostro interno, dico, anche dei giovani che stanno investendo in azienda anche con attività collaterali che veramente la nostra regione permette, io dico, anche di fare. Ecco, in prospettiva quale sarà la prossima evoluzione? Ma la prospettiva sarà sempre questa, della tendenza al calo dei numeri, ma l'aumento della superficie sarà sempre più marcata. Proprio dicevo che
le opportunità di mercato permettono anche alle aziende di guardare avanti, ma devi fare economia, gestire la tua azienda all'interno dei bilanci, guardare un attimo le specializzazioni culturali che oggi è sempre più spinta, ed anche noi cogliamo anche l'occasione per insistere con la Regione, anche col Ministero, affinché i PSR siano proprio, adeguati alle esigenze delle aziende, ma che guardino avanti nel mercato. Oggi si fanno gli investimenti se servono, dove servono, e per quei settori dove le aziende sono specializzate. È faticoso, dicevamo prima, delle tante tecnologie che sono state introdotte in agricoltura, resta un lavoro molto faticoso, questo può in qualche maniera tenere lontano i giovani o sono rimasti dei luoghi comuni? Qualche luogo comune è rimasto, ma in realtà oggi le aziende sono molto più attrezzate di tanti anni fa, con attrezzature specialistiche, che sono anche costose, quindi sono anche piani di investimento, e i giovani credo che cogliano anche l'opportunità con una visione diversa. Giustamente sono giovani, sono frizzanti, hanno una visione del futuro diversa, ed anche la legge di orientamento, che abbiamo insistito come Coldiretti quella 20 anni fa, dà delle opportunità non solo produttori di beni ma anche di servizi, se penso all'agriturismo, alla vendita diretta, alla multifunzionalità, alla trasformazione, alle aziende che possono incrociare poi il mercato. Direi che l'attività agricola è un'attività che è molto frizzante, dà opportunità sia per i giovani, per i ragazzi, sia anche per le donne, che sono importantissime all'interno del nostro settore. Pensiamo per esempio alle cantine, al ruolo che le cantine hanno nell'enogastronomia, nel turismo, è cambiato molto. Certo è che non dovremmo ricordarci dell'agricoltura solo quando si parla di rincari dei prezzi, ma dovremmo ricordarcene ogni giorno quando sulle nostre tavole, insomma, mettiamo tanti prodotti. Proviamo a immaginare che oggi ne manca uno, domani ne manca un altro, insomma questo dà l'idea, no, del quanto sia strategico e importante per la vita quotidiana di tutti noi questo settore. Torno da Rosanna Colocchiati, abbiamo parlato di quello che c'è da fare, di fondi che vanno insomma investiti quanto prima per fare un ulteriore salto di qualità che consenta appunto a questo settore di stare al passo coi tempi e con le criticità dei tempi di oggi, ma non dimentichiamo anche quello che è già stato fatto. Abbiamo visto anche qui nel nostro territorio diversi cantieri, no? Vogliamo raccontare anche di questo? Beh, diciamo che la piattaforma dei lavori che stiamo facendo sul territorio è molto alta. Stiamo lavorando sia sul risparmio dell'acqua, stiamo lavorando sul nonolotto del canale Ledra. Questo servirà per risparmiare il 20% dell'acqua, e quindi torniamo a tutto quel ragionamento di prima sul minor consumo dell'acqua, ma soprattutto sull'acqua che, non dimentichiamolo mai, deve rimanere per il minimo flusso ecologico, quindi non andare a deturpare un ambiente e un ecosistema. Stiamo lavorando sulle riconversioni irrigue, pensiamo a tutte le zone dove c'è ancora lo scorrimento sul nostro territorio. Parlavamo prima di tecnologia, di specializzazione delle aziende, parlavamo anche di quello che c'è la scolarizzazione, perché le imprese adesso hanno una scolarizzazione, i titolari di impresa ma anche chi è all'interno dell'impresa, molto elevata, e quindi lo scorrimento non è più un'attività che deve essere fatta, e quindi tutto questo mondo sta andando verso quella direzione lì. Poi ci sono anche i cantieri che servono per mantenere un territorio, tutti i canali di bonifica che permettono all'agricoltura di esistere, ma anche alle abitazioni di essere libere dall'acqua e di non andare sotto quando ci sono i periodi di grosse piovosità e di anche queste famose bombe d'acqua, e questo è tutto un lavoro che serve per mantenere un reticolo idrografico molto importante, ma anche un ambiente vivibile per tutti, per cittadini e non solo. Quindi agricoltura in primis, ambiente, ma poi anche gestione idrologica di un territorio che, come diciamo sempre, il Friuli è molto fragile, perché se andiamo sotto Aquileia c'è la piccola Olanda e siamo sotto il livello del mare. C'è il tema delle manutenzioni, no? Che è centrale, quello che vediamo anche lungo le strade. Ci sono insomma dei periodi dell'anno dove l'idea non è quella di un territorio manutenuto, diciamo così, lì scorrono dei canali e appunto abbiamo visto, credo tutti noi, che cosa succede quando non c'è adeguata manutenzione e ci sono queste improvvise bombe d'acqua, cosiddette impropriamente, ma insomma
è un problema per le case, è un problema per le strade, per la viabilità, quindi abbiamo l'esatta percezione di quello di cui stiamo parlando. Dicevo prima, non parliamo dell'agricoltura solo, no? Quando abbiamo a che fare con i rincari, quando andiamo a comprare la frutta e la verdura, ricordiamo quanto questo sia un settore vitale, importante. Sì, prima ne accennavo giustamente, no? Il comparto primario, sempre chiamato primario, ha dato direi di segnali di resilienza anche durante la pandemia. Siamo riusciti, io dico, con sacrificio, ma anche a garantire, diciamo, la nostra produzione, a garantire il cibo, per in realtà poi sulle nostre tavole, se le guardiamo tutte, tutto parte dal comparto agricolo. Attenzione, ecco, non da soli, non si fa niente da soli, ma bisogna oggi ragionare, dico, in maniera sinergica. È un'opportunità che ci è stata data, diciamo, ma va sfruttata. Credo che il nostro paese, è vero, la Comunità Economica Europea è stata fondata sul carbone e sull'acciaio, no? La CECA, ma in realtà io dico che oggi i nostri giacimenti minerari sono i nostri prodotti agricoli, che sono prodotti nei nostri territori e ci vengono invidiati in tutto il mondo. Credo che sia quella la strada maestra per insistere, per sicuramente migliorarsi. Quando nessuno è arrivato, gli esami non sono mai finiti, ma è un'opportunità per le imprese, per il nostro comparto, ma non solo per noi. Cioè, io dico, ci sono dei margini di miglioramento, scorro le immagini anche del vino, insomma. Dico, il comparto vino nella nostra regione ha delle eccellenze conosciute in tutto il mondo, ma come negli altri comparti. È un turista che visita il Friuli Venezia Giulia, assaggia i prodotti, guarda il territorio, si siede, parla con le persone, quindi è una grande opportunità anche di coniugare agricoltura e turismo. Questo assolutamente, insomma, grande rispetto per la terra, per il territorio, per l'agricoltura, grande rispetto anche per l'acqua. Mi pare di capire che si lavora in grande sinergia, questo credo che sia, insomma, fondamentale quando cioè, in gioco la partita è... Assolutamente sì. La partita è importante. Assolutamente sì, c'è una grossa sinergia con il mondo agricolo, con le organizzazioni, con le comunità sul territorio e le amministrazioni comunali, perché poi viviamo tutti sui territori, per cui il lavoro di squadra, come veniva detto prima, è un lavoro che poi dà dei risultati. L'individualità nel nostro mondo, ma in tutto il mondo, secondo me, non porta dei benefici a nessuno. Ecco. Bisogna mettersi assieme e cercare di fare un lavoro di squadra e anche strutturarci per farlo, insomma. Siamo arrivati a conclusione di questa puntata, quindi un grazie speciale a Rosanna Clocchiati, Presidente del Consorzio di Bonifica della Pianura Friulana, un ringraziamento anche a Cesare Magalini, Direttore della Coldiretti del Friuli Venezia Giulia. A voi naturalmente buon lavoro, grazie ai tecnici in regia e a chi ci ha seguito da casa. Alla prossima, arrivederci.